corso le ricerche dell'uomo che sabato sera ha violentato una 17enne bengalese, madre di un neonato a Marghera. L'aggressore ha approfittato dell'assenza del marito. Campagna elettorale sempre più accesa a Venezia, a scatenare le polemiche il video su Facebook di un veneziano che aizza il proprio Rottweiler contro il volantino del PD. Travolto dal treno mentre attraversava a piedi binari nella stazione di Fossalta di Piave, indaga la Polfer sulla morte di un 28enne marocchino. Forte maltempo nelle ultime ore nel Veneto orientale, raffiche di vento, pioggia, grandine hanno interessato l'area di Noventa di Piave, Pramaggiore, Porto Gruaro e Gruaro. Superato il collaudo del nuovo viadotto di Tessera, si sono concluse le prove sul ponte che collegherà il Bosco dello Sport alla rete viaria principale. Adunata nazionale degli alpini, Media Nord-Est si conferma network delle penne nere, la diretta non stop dello sfilamento tiene incollati oltre 1.330.000 spettatori e Antena 3 supera i 700.000. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Venezia. Adesso la cronaca con la 17enne bengalese violentata in casa da un connazionale che era ospitato temporaneamente nella casa di Marghera. La corsa all'ospedale, la denuncia e carabinieri sulle tracce dell'aggressore. Sulla vicenda e anche scontro politico tra l'europarlamentare Anna Maria Cisint e il portavoce della comunità bengalese. Sono ancora sulle tracce dell'uomo i carabinieri che sabato sera sono intervenuti dopo la chiamata disperata di una giovane di origine bengalese. Dura la condanna della comunità nei confronti dell'uomo che, approfittando dell'assenza del marito della ragazza minorenne, madre di un neonato, ha abusato di lei violentandola mentre nella stanza accanto dormiva il bimbo. L'aggressore, più grande di lei, era ospitato in casa della coppia e pare avesse delle mire sulla giovane già da tempo. Disperata, la richiesta di aiuto della ragazza, che secondo gli inquirenti avrebbe appena 17 anni. Sotto shock ha chiamato i carabinieri e con loro è corsa in pronto soccorso per escludere eventuali malattie venere dopo la violenza subita. Ci ha fatto veramente rimanere scioccata tutta la comunità. Tutti hanno condannato questo episodio perché è una cosa che non deve succedere. Dopo l'aggressione e la violenza, l'uomo avrebbe fatto perdere le sue tracce mentre i carabinieri indagano sull'accaduto. Il fatto è diventato terreno di scontro politico. Dure le parole dell'eurodeputata Anna Maria Cisint. Rientriamo nel ragionamento che spesso ho denunciato di spose bambine, di madri bambine, di ragazze obbligate a un futuro che non scelgono ancora da minorenni. La vicenda dell'ospite rientra in un sistema più ampio, classico delle comunità bengalesi, dove chi è residente in Italia accoglie fingendo ospitalità ma nascondendo affitti in nero, posti letto in nero. Siamo in quella fattispecie lì. Siamo rimasti veramente un po' scioccati perché solitamente quando c'è una famiglia, solitamente l'appartamento, se in affitti, si condivide con un'altra famiglia. Invece in questo caso c'è uno sconosciuto che abita dentro una casa dove c'è una famiglia, quindi è una cosa veramente un po' strana che noi cercheremo di capire che è successo. Un fatto che apre uno spaccato di quella che è la realtà della terraferma veneziana. Da un lato il sovraffollamento negli appartamenti per mancanza di possibilità di affittare, dall'altro la presenza delle oltre 25.000 persone di origine bengalese che lavorano nel territorio. Solo a Fincantieri sono circa 7.000 dalla Lega L'Affondo. Basta. Rimpatri, remigrazione, chiamiamola come vogliamo, ma non siamo più disponibili ad accettare situazioni di questo genere, di extracomunitari che arrivano e compiono atti così gravi. L'Italia è un paese fondato sul lavoro, quindi c'è tantissimo lavoro e l'Italia ha bisogno di lavoratori, quindi l'immigrazione legale ben venga, ma fare propaganda in questo modo, l'immigrazione, queste cose sono cose che ormai non funzionano, attirano solamente qualche persona ignorante che comunque non sa come funziona l'immigrazione, e quindi che mandi dei messaggi seri e concreti, non solo propaganda e slogan da campagna elettorale tutto l'anno. Campagna elettorale che è sempre più accesa a Venezia, infatti ci sono video shock, accuse
toni ritenuti violenti e minacciosi. A scatenare le ultime polemiche il video pubblicato su Facebook da un veneziano che aizza il proprio Rottweiler contro il volantino di 2 candidati del Partito Democratico. Questi le moschee a Venezia, sti qua, diciamo che se può mettere casa sua, va bon, su quelle proprietà che ha, sti bei signorini di sinistra. Dai, guarda qua! Vai, tappio! Bravo! Abbiamo mortegare sti sordi. Bravo, questa è la fine che merite. Sbranai vivi, sorgi. Meritate di morire sbranati vivi, sorci. Si rivolge così nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook un veneziano che aizza il suo Rottweiler contro il volantino elettorale di Margherita Fonte e Mattia Costantini, candidati del PD, che ora stanno valutando azione di tutela legale anche in sede penale. Immediata la condanna bipartisan, dal Comitato elettorale di Venturini l'invito a respingere ogni linguaggio d'odio e qualsiasi intimidazione politica, mentre Matteo Bellomo, coordinatore della campagna di Andrea Martella sindaco, parla di episodio gravissimo e intollerabile. Ma nelle stesse ore a far discutere è stato anche un altro video, sempre diffuso via social, questo ispirato ai film epici sui guerrieri spartani con riferimenti ad alleanze considerate pericolose. Signori cittadini, la situazione è grave, più del Covid, più del debito. 24 maggio e 25 maggio, l'urna diventa una pistola. Simone Venturini vi aspetta. Dategli un voto o dateci un funerale. Simone scende in campo con una spada d'oro. Vede le moschee crescere come tumori nel nostro orto. Bangla nei nostri ospedali. Toni che hanno provocato nuove reazioni indignate, compresa quella di Matteo Secchi, candidato della lista Venezia è tua a sostegno di Andrea Martella, che chiede di abbassare il livello dello scontro politico. Il video che abbiamo visto su Instagram da parte di questi sconosciuti è molto grave e sicuramente Simone Venturini e i suoi collaboratori non ne sanno nulla, quindi non vorrei colpevolizzare loro, però vorrei che prendessero le distanze da questo video e da questi toni veramente molto brutti e gravi. Tensione che arriva dopo le polemiche dei giorni scorsi per le immagini di Kalashnikov e fucili pubblicate sulla pagina Facebook di un cittadino bengalese che invitava a votare PD. Intanto sul caro vita il candidato sindaco del centro-sinistra Andrea Martella mette sul tavolo proposte per aiutare cittadini e commercianti, dall'offerta di appartamenti a prezzi calmierati ai sussidi comunali per ridurre l'IMU ai negozianti e fare in modo che così si possano sviluppare di più i negozi di prossimità. Bisogna che la casa ritorni ad essere accessibile perché ormai i prezzi degli affitti sono prezzi altissimi e pertanto abbiamo detto ci vuole un potente piano casa del Comune di Venezia, bisogna recuperare più di 2500 appartamenti sfitti e poterli mettere a disposizione dei cittadini con degli affitti calmierati. Entra prepotente nel dibattito politico elettorale il tema della casa come fattore di preoccupazione principale per la crescita esponenziale e il caro vita che sta interessando il Veneto e Venezia nello specifico. Nel comune infatti gli affitti e i prezzi delle case continuano a crescere più velocemente rispetto al resto del Veneto e alla media italiana. Ad aprile 2026 gli affitti sono aumentati fino all'8% in un anno, con una media di 16 euro al metro quadro e punte oltre i 30 euro nel centro storico. Nella terraferma i costi sono più bassi, ma la crescita continua a essere sostenuta. Dal candidato sindaco per il centro-sinistra la proposta anche di ripopolare la città di negozi di quartiere. Si possono fare accordi con le forze economiche per prevedere che si venga incontro a questo, così come credo vada sostenuto i negozi di vicinato. Molti negozi stanno chiudendo e invece il Comune può dare degli aiuti
per gli affitti, anche magari potendo intervenire sulla riduzione dell'IMU, in modo tale da garantire che non si disperdano negozi di questo genere che, se sostenuti, poi potrebbero anche favorire dei prezzi più calmierati per favorire quindi che non ci sia un incremento della spesa così alto per i cittadini. E poi il fronte dell'energia, con la proposta della creazione di comunità energetiche che andrebbero ad abbassare il costo delle bollette. Il Comune deve affrontare questo tema, come il tema del lavoro, come il tema della sanità, perché il sindaco di Venezia, se fa fino in fondo il proprio lavoro, può imprimere una volontà politica e un impulso politico decisivo anche riguardo questioni sulle quali la sua non è una prerogativa, una competenza precisa. E sull'altro fronte della competizione politica, invece, il candidato sindaco del centrodestra, Simone Venturini, ha annunciato che i lavoratori del trasporto pubblico non saranno scelti come rappresentanti di lista per le prossime elezioni comunali. L'obiettivo è quello di evitare la paralisi del servizio nella 2 giorni di voto. Non nominare rappresentanti di lista dei partiti a queste elezioni comunali il personale del trasporto pubblico locale, cioè i dipendenti del trasporto pubblico locale. Questo è l'impegno preso dal centrodestra veneziano in vista delle prossime elezioni del 24 e 25 maggio, quando i cittadini saranno chiamati a eleggere il successore di Luigi Brugnaro. Per il candidato Venturini, sostenuto dai coordinatori delle liste della coalizione, si tratta di una mossa importante che faciliterà i cittadini. Ogni elezione viene fuori questo tema, perché ovviamente ogni elezione saltano corse, arrivano disagi, devono essere riprogrammati alcuni servizi e quindi i cittadini della città, specie della parte d'acqua, soffrono i disagi del trasporto pubblico locale dimezzato a causa del personale impegnato ai seggi. Quindi oggi il centrodestra si è preso assolutamente l'impegno di non nominare tra i rappresentanti di lista le persone che lavorano nel trasporto pubblico locale, e quindi lasciando loro la possibilità di continuare a lavorare nell'azienda. E parlando di trasporti, Venturini garantisce nessuna privatizzazione per ACTV. L'azienda del trasporto pubblico locale veneziano rimarrà pubblica. Nel nostro programma e nella nostra coalizione una delle priorità è mantenere ACTV, l'azienda pubblica, il servizio in-house, e quindi dare compiutezza al percorso fatto finora di mantenere ACTV azienda pubblica, asset importante del Comune di Venezia, e soprattutto il servizio in-house, quindi nessuna privatizzazione, nessuna esternalizzazione. Ci focalizziamo moltissimo nel mantenere ACTV, che è una grande risorsa della città, all'interno del perimetro pubblico del Comune di Venezia. Forte maltempo si è abbattuto nel primo pomeriggio nel Veneto orientale, raffiche di vento, piogge intense e soprattutto pesanti grandinate che hanno interessato l'area di Pramaggiore, Noventa di Piave, Porto Gruaro e Gruaro. La perturbazione ha causato disagi alla viabilità, specialmente nell'area dell'autostrada A4. I chicchi di piccole dimensioni hanno imbiancato strade e campi in pochi minuti. Non si escludono danni a coltivazioni, serre e veicoli, specie nelle aree rurali più esposte. Fortunatamente dai primi accertamenti non si segnalano persone ferite. La situazione rimane comunque sotto costante monitoraggio da parte dei tecnici, dei vigili del fuoco e del personale specializzato. Torniamo alla cronaca con il dramma alla stazione di Fossalta di Piave, dove un marocchino di 28 anni è stato travolto mentre attraversava i binari a piedi. La tragedia è avvenuta ieri sera verso le 23 e sul fatto indaga la Polfer. Travolto dal treno mentre attraversa il binario alla stazione di Fossalta di Piave. La tragedia, mentre il convoglio partito da Venezia e diretto a Trieste lo ha centrato in pieno, non lasciandogli scampo. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause del tragico episodio e capire se si sia trattato di un drammatico incidente oppure di un gesto estremo. Sul posto gli agenti della Polizia Ferroviaria, che stanno cercando parenti, amici o conoscenti della vittima in grado di fornire elementi utili per ricostruire le ultime ore del 28enne. Notte di test tra venerdì e sabato per il nuovo ponte che collegherà il Bosco dello Sport alla rete viaria di Tessera. Il viadotto infatti ha superato le prove tecniche statiche dopo la chiusura temporanea del raccordo autostradale verso l'aeroporto Marco Polo.
Eccole le immagini delle prove di carico sul nuovo viadotto di Tessera, il ponte che collegherà il Bosco dello Sport di Venezia alla rete viaria principale. Il collaudo statico si è concluso con esito positivo dopo ore di verifiche e test tecnici. Per consentire i lavori è stato necessario chiudere temporaneamente il raccordo autostradale verso l'aeroporto Marco Polo in entrambe le direzioni. Il viadotto, realizzato in acciaio Corten, è lungo oltre 150 metri e pesa circa 1000 tonnellate. Durante le verifiche è stato sottoposto a un carico massimo di circa 350 tonnellate, superando tutte le prove previste. La chiusura del raccordo ha permesso anche l'installazione delle strutture metalliche per la nuova segnaletica stradale e dei pannelli a messaggio variabile, a servizio dell'area sportiva e aeroportuale. Nel cantiere hanno lavorato contemporaneamente una cinquantina di operatori con diversi mezzi di sollevamento. L'intervento sulla nuova viabilità del Bosco dello Sport, dal valore di oltre 30 milioni di euro, entra ora nella fase conclusiva dei lavori. La sanità veneziana è alle prese con la carenza di medici di famiglia e di guardie mediche e allora il Partito Democratico, che sostiene il candidato sindaco Andrea Martella, lancia l'allarme con la consigliera regionale Monica Sambo, che annuncia la mozione che presenterà per ottenere la situazione di status speciale. Nel comune di Venezia mancano 122 medici di medicina generale, quindi medici di famiglia e guardie mediche. Solo nella città d'Acqua mancano 26 medici, a Lido ne mancano 8 e circa una cinquantina a Mestre Carpenedo. Questo è l'allarme lanciato dal PD veneziano. A intervenire è la consigliera regionale Monica Sambo, che commenta i dati della direzione programmazione sanitaria della regione del Veneto, denunciando una situazione rispetto alla quale Venezia presenta caratteristiche uniche che ne aggravano ulteriormente l'impatto sui cittadini, dice. Allora è evidente che non è possibile che i cittadini, migliaia di cittadini rimangano senza medico di medicina generale o comunque abbiano difficoltà ad accedere al servizio. Per questo chiediamo più investimenti da parte della Regione e la necessità che soprattutto tramite i medici di medicina generale e la medicina territoriale ci siano più servizi vicino al cittadino. Secondo l'esponente democratica è necessario percorrere la strada dell'ottenimento per Venezia dello status di zona disagiatissima, così da poter intervenire più efficacemente sull'emergenza legata alla carenza di personale sanitario. Per questo il Partito Democratico presenterà una mozione in Regione che impegna la Giunta ad agire in questa direzione, anche sul fronte delle case di comunità. Su questo c'è bisogno di un grande investimento a partire anche dalle nuove case di comunità, che per ora sono solo scatole vuote, senza servizi e senza personale. Ora la 97esima adunata nazionale degli alpini a Genova, la festa e i numeri record di ascolti su Media Nord-Est, oltre 1.330.000 spettatori con Antenna 3 che ha staccato nettamente le emittenti concorrenti. Battono i tamburi! Si alza la musica! Immagini, suoni, voci in oltre 12 ore di diretta non stop. Gli ascolti della 97esima adunata nazionale di Genova incoronano Antenna 3 Televisione degli Alpini e di tutti coloro che amano le penne nere. Grazie per partecipare alle nostre iniziative. Entusiasmo, calore, vicinanza si sono intrecciati ad emozioni personali e ricordi via via che lo sfilamento delle sezioni alpine lungo le strade della città della Lanterna procedeva. Ed è proprio per questo fiume in piena, per questa partecipazione collettiva che domenica 10 maggio 2026 resterà negli annali. Oltre 1.330.000 spettatori davanti allo schermo per seguire le emittenti del gruppo Media Nord-Est, vale a dire 37.000 utenti al minuto di fronte alla televisione. Da sola Antenna 3 ha totalizzato oltre 700.000 spettatori con un ascolto medio di 24.000 ogni minuto, staccando nettamente le emittenti concorrenti che hanno a loro volta mandato in onda la grande festa alpina.
A riprova del forte attaccamento del territorio alle penne nere e dello stretto rapporto tra Antenna 3 e il suo pubblico, pronto fin dalle primissime ore di diretta a seguire la domenica alpina con un ininterrotto flusso di messaggi che dal mattino è andato avanti fino al passaggio della Stecca con gli alpini di Brescia. Genova rimane nel cuore col gruppo Media Nord-Est pronto ai prossimi eventi. Appuntamento a Gemona per il raduno Triveneto del 19, 20 e 21 giugno. Questa è la Gemona del terremoto del 1976. Ora parliamo di tumore al seno, perché un assegno da 17.650 euro ha permesso all'ULSS-3 di acquistare un nuovo ecografo. È una giornata importante perché, come dire, realizziamo una comunità oggi, cioè tutte le realtà che gravitano attorno alla nostra struttura si danno da fare, collaborano, ci danno, come dire, la solidarietà, danno delle strumentazioni per far sì che le cure siano sempre più efficaci e vadano incontro alle esigenze dei nostri cittadini. Un assegno da 17.650 euro donato alla Breast Unit dell'ULSS-3 Serenissima per l'acquisto di un ecografo portatile da mettere a disposizione del reparto. Le Pink Lioness in Venice insieme ad Avapo Venezia e a Bucintoro hanno mantenuto fede al loro patto con il reparto che segue e cura le donne con tumore al seno. Siamo tutte donne operate di tumore al seno e che negli anni si sono riunite, hanno creato questo gruppo di donne che si impegna tutti gli anni per organizzare la camminata rosa e appunto i fondi di tutto ciò che ricaviamo da questa camminata vengono donati appunto per l'acquisto di materiale. È un ecografo di ultima generazione che quindi facile da manovrare, semplice, con delle sonde adatte al nostro tipo di patologia, che permette al chirurgo in corso di visita di discriminare i noduli e quindi quelli da inviare rapidamente alla diagnostica da altre patologie benigne tipo cisti o altro, quindi di dare già una risposta immediata alla paziente, di fare una visita che è sicuramente più accurata perché la mano va bene, l'esperienza va bene, ma se io ho uno strumento facile da usare nei termini che può usarlo un chirurgo, nel senso che non siamo radiologi, ma comunque che mi permette di fare già una selezione. È tutto per questa edizione veneziana del nostro notiziario, grazie per averci seguito, arrivederci.